Natale nel 1979, nome di battaglia Iroso dall'anno di nascita, come usava nei reggimenti alpini. Iroso da cappella maggiore è l'ultimo mulo ad aver prestato servizio di leva. 38 anni, ma per un mulo siamo al secolo di vita. Trascorre le sue giornate in questa azienda di Anzano, coccolato dal proprietario Antonio De Luca, che lo ha salvato dal macello, e dagli alpini del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Ricordo ancora l'acquisto De Luca, che nel 92 e poi nel 93 acquistò 13 muli alpini, salvandoli da morte certa. Da alpino ho salvato questi muli per un aiuto che ho un'azienda boschiva, forestale, per l'esbosco del legname, eccetera, eccetera, e ne ho comprati e salvati 13. Fa quasi capricci da stare il buon Iroso, che da anni ha appeso il basto, il carico di viveri e artiglieria, dai 50 agli oltre 100 kg al chiodo, e si gode il riposo dei giusti tra questa stalla dove vive con 5 altri muli alpini e il bosco del Cansiglio dove trascorre l'estate. Cieco e senza denti, è nutrito con uno speciale mangime fatto arrivare solo per lui dal Piemonte. Ha combattuto tante battaglie Iroso. Tutto si portava, le ruote del cannone, la paglia, il mangiare, bere, tutto quello che serviva in coso, che serviva sulla trincea, insomma, capito? Iroso è suo compagno ormai da 3 decenni. Sì, Iroso è venuto qui nel 92, dal 92 in poi siamo rimasti sempre insieme. Alberto Zanette lo cura e lo segue e con Iroso ci parla. Ci parlo perché lui capisce, perché alla mattina quando noi veniamo qua per darla a mangiare, si fa il nome di Iroso, Iroso alza la testa e arriva subito in stalla per mangiare. Pensa un po' che intelligente che è. Un monumento questo mulo. Iroso è l'ultimo mulo militare riconosciuto in Italia, tuttora vivente, 39 anni. È un'icona che rappresenta il profondo rispetto che gli alpini hanno per questi animali, anche perché incarna le sofferenze che questi animali hanno condiviso con i nostri nonni. L'obiettivo è portarlo a maggio alla dunata di Treviso con tutte le cautele del caso e con permessi speciali per farlo tornare a casa la sera. Il proprietario su Iroso è chiaro. Vediamo gli ultimi giorni, faccio venire qua un veterinario, non mi accontento di uno, faccio venire un altro, se ce la fa andare a Treviso. Perché questo è importante, perché non vorrei che sia Treviso l'ultima meta per Iroso. Iroso deve ritornare a casa e andare avanti ancora.